Il Comune di Rapallo ha tracciato il nuovo cronoprogramma per il completamento della messa in sicurezza del torrente San Francesco. Il punto in consiglio: a gennaio il bando per l'appalto integrato. Aperture al sostegno della IML di Casarza Ligure da parte di Regione e Fils. Incontro positivo a Genova tra l'azienda, i sindacati e l'assessore allo sviluppo economico Benveduti. Un patto educativo globale per affrontare le sfide di un mondo in continua trasformazione, in particolare per la cura del creato. La sfida lanciata da Papa Francesco, che propone un grande evento per il 14 maggio del 2020. Le parrocchie di Santa Margherita Ligure radunate in riva al mare per iniziare l'anno pastorale con la celebrazione della messa nella suggestiva Piazza del Sole, distribuito un pieghevole con le principali iniziative. Un'altra estate da record per la spiaggia per tutti a Chiavari. Nei 3 mesi di apertura sono stati 5.394 gli accessi totali, per un incremento di circa il 20% rispetto allo scorso anno. La vita e gli insegnamenti di San Francesco portati in scena dalla compagnia A Piedi Scalzi di Levi al Maria Luigia di Chiavari. Il teatro come esperienza di fraternità e condivisione del messaggio evangelico. Riparte il campionato di Serie B per la Virtus Entella. Al Comunale di Chiavari arriva il Frosinone, calcio d'inizio domani alle 15. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. La politica amministrativa in apertura nel nostro telegiornale sarà un appalto integrato, quello che il Comune di Rapallo bandirà per il rifacimento della soletta del torrente San Francesco. Entro gennaio del prossimo anno sarà pubblicato il bando di gara. Intanto si sta definendo la risoluzione del contratto con la ditta esecutrice del primo stralcio del primo lotto. Il punto è stato fatto in Consiglio Comunale. Sentiamo. Sarà bandita entro gennaio 2020 la nuova gara d'appalto per completare la messa in sicurezza del torrente San Francesco a Rapallo. Il punto è stato fatto nel corso del Consiglio Comunale da parte dell'assessore ai lavori pubblici. Sarà un appalto integrato che andrà a completare il primo lotto del primo stralcio e il secondo lotto sempre del primo stralcio e andare avanti con il secondo stralcio. Diversi passaggi burocratici che dovranno essere compiuti per arrivare alla ripresa dei lavori, che dovrebbe avvenire entro la prossima estate per concludersi necessariamente entro la fine del 2022. Nel secondo stralcio, come lavori suppletivi, inseriremo il completamento del primo stralcio. Quindi la ditta che vincerà tutto un appalto unico. Nel frattempo il Comune sta affrontando in questi giorni le questioni legali nei confronti del Consorzio e della ditta esecutrice dei lavori del primo stralcio della copertura sul torrente San Francesco, la Phoenix Consorzio Stabile e la Vitale Costruzioni. Non sconteremo nulla. Penali e non solo penali per ritardo, ci sono decine di penali da applicare per mancata osservazione di alcune norme, per mancato controllo del cantiere, mancato controllo in orario notturno. Ci sono una serie di penali che prevede il capitolato speciale d'appalto che verranno messi sulla bilancia. Il procedimento per la risoluzione contrattuale non è ancora arrivato a compimento, ma le mancanze riscontrate in questi mesi in cantiere sono state notevoli e solo con il sequestro dell'area il Comune ha potuto collaudare la nuova soletta. Comunque sia la conclusione, o una risoluzione bonaria o l'apertura di un contenzioso, il Comune ha assicurato che il cantiere non si fermerà. Il cantiere ormai è sequestrato, è stato ripreso in mano da parte del Comune, in verità la sola parte asfaltata, ma poi procederemo anche con il resto. Ad oggi la strada dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per dire se ci sia la possibilità di un accordo bonario o diversamente no. Ma comunque quello farà il suo corso, il tempo che ci vorranno e quant'altro. Tutto pronto a Santa Margherita Ligure per la ripresa dell'anno scolastico. Sono stati completati i lavori di manutenzione e riqualificazione dei plessi. L'intervento più articolato ha riguardato l'asilo nido di via Madonnetta, adeguato alle normative di sicurezza. Chiuso il cantiere di lavori alle scuole Scarsella, Girossi. Nella scuola media Rossi già a luglio è terminata la realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio delle 2 palestre con nuovi bagni a servizio delle aule e magazzini per la scuola e il comune. Sostituite anche tutte le finestre della struttura. I locali mensa
mensa della scuola elementare Nozzarego Basso sono stati tinteggiati. Dal punto di vista dei servizi, da lunedì sarà attivo da subito il servizio prescuola, al quale le famiglie si possono iscrivere rivolgendosi direttamente all'ufficio dei servizi sociali che ha sede in Corso Matteotti. L'iscrizione è annuale, versando una quota di 20 euro. Il servizio operativo al mattino, sin dalle 7:30, al plesso della scuola primaria Scarsella di Piazza Rocca Tagliata, alla presenza di educatori dedicati. Regolarmente in funzione, sin dal primo giorno di scuola, anche il servizio di scuolabus. Per quanto riguarda invece la mensa scolastica, sarà attiva a partire dalle giornate e dagli orari che verranno comunicati direttamente dall'istituto comprensivo dopo un primo periodo di orario ridotto. La scuola primaria di Cogorno Cap e gli uffici dell'istituto comprensivo saranno invece temporaneamente spostati a San Salvatore, accanto all'altra scuola primaria e secondaria di primo grado all'interno del villaggio del ragazzo. Per agevolare le famiglie con bambini iscritti, il trasporto sarà effettuato con pulmini e sarà a carico del comune. Il plesso di Cogorno è stato temporaneamente chiuso per consentire l'avvio dei lavori di adeguamento sismico per un ammontare complessivo di quasi 400.000 euro. Notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. Ancora la scuola, la nuova dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Lavagna, Valentina Dall'Aquila, ha effettuato un sopralluogo all'edificio scolastico dell'infanzia Colombo. Insieme a lei i consiglieri comunali Elisa Vaccarezza e Luca Sanguinetti e l'insegnante Cristina Chiesa. Il nuovo incarico della Dall'Aquila coincide con la fine dei lavori di adeguamento alle norme antincendio dell'edificio scolastico. Soddisfazione per il completamento dell'opera è stata espressa da tutti i presenti. E sempre a Lavagna sono aperti i termini per le richieste di utilizzo della palestra comunale Riboli per il prossimo anno scolastico. Gli interessati potranno presentare la richiesta al comune entro e non oltre le 12 del 30 di settembre. La modulistica è disponibile sul sito www.comune.lavagna.ge.it nella sezione bandi, gare, appalti e concorsi. È ripartito il tavolo istituzionale per la IML di Casarza Ligure. Temi del lavoro adesso. In regione a Genova si sono incontrati i rappresentanti dell'azienda, quelli della FILS, la finanziaria regionale, l'assessore allo sviluppo economico Benveduti e i sindacati. Sul piatto la mancanza di liquidità dell'azienda di Casarza Ligure che ad oggi non riesce a pagare fornitori e dipendenti. Sentiamo. L'incontro secondo noi è stato positivo e costruttivo. È chiaro che bisogna continuare su questa strada, cercare di trovare le liquidità necessarie perché in tempi rapidi l'azienda possa ripartire liquidando i debiti che ci sono nei confronti dei lavoratori, qualcosa nei confronti dei fornitori e poter fare degli investimenti in tempi rapidi perché l'azienda è sana e quindi ci sono le condizioni per continuare e successivamente poter fare anche delle assunzioni. C'è sostegno da parte della Regione e questo potrebbe essere un biglietto da visita importante anche per ottenere il credito delle banche che ad oggi non arriva. Beh, rispetto all'inizio dove noi abbiamo avuto un incontro con l'assessore Benveduti in cui non si presentò, le condizioni sono cambiate, bisogna dire anche grazie alla Regione perché ieri è stata costruttiva, si cerca di fare un ragionamento con il sistema creditizio, vediamo se in tempi rapidi si risolve la situazione. È chiaro che il tempo è fondamentale anche perché i lavoratori, bisogna fargli un plauso, sono mesi che stanno resistendo, cercando di stringere i denti, non arrivando alla fine del mese perché soldi non ce ne sono, quindi la situazione è molto tesa e difficile. Possiamo uscirne fuori tutti insieme, dobbiamo anche ringraziare il Vescovo che ci ha dato una mano anche in questo caso e tutti insieme dobbiamo farcela, ce la faremo probabilmente. Che tempi vi siete dati adesso? Qual è la prossima verifica al punto? Beh, certamente tempi piuttosto rapidi, già in questi giorni dovrebbe partire un tavolo tecnico tra le parti, noi chiaramente manteniamo alta la tensione, siamo disponibili in ogni momento a rivederci tra le parti nelle prossime settimane per vedere se ci sono delle soluzioni in continuità e che possano appunto portare liquidità all'azienda.
Un'ultima ora che arriva da Roma, andiamo a leggerla sul nostro sito deleradiopace.com. Il chiavarese Roberto Traversi del Movimento 5 Stelle è nominato sottosegretario del governo Conte bis. Si occuperà dell'incarico delle infrastrutture e trasporti. Sono stati nominati i sottosegretari del governo di Giuseppe Conte, sono in tutto 42, di cui 21 del Movimento 5 Stelle, 18 del Partito Democratico, 2 i rappresentanti di Liberi e Uguali e 1 del Movimento Associativo Italiani all'Estero. I 5 Stelle mantengono la maggioranza dei sottosegretari, tra questi anche il chiavarese Roberto Traversi, che avrà competenze sulle infrastrutture e sui trasporti. In bocca al lupo al nuovo sottosegretario. Andiamo avanti con la cronaca. Gli agenti del commissariato di polizia di Chiavari hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne italiano pregiudicato per detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio. L'operazione si è compiuta al termine di una serie di appostamenti nei pressi dell'ex cimitero che si trova in un'area periferica del comune di Carasco. In quella zona era stata segnalata la presenza di giovani dediti al consumo di droghe leggere. Al momento dell'intervento dei poliziotti, il 24enne era intento a fumare uno spinello e confezionare alcune dosi di marijuana. Sul posto era stato posizionato un tavolo realizzato con legni da cantiere su cui erano stati appoggiati 2 grossi involucri da 76 grammi di droga, un bilancino elettronico di precisione e sacchetti per il confezionamento. Grazie all'impiego dei cani antidroga è stato possibile rinvenire in un buco nel terreno altri 4 involucri contenenti circa 400 grammi di marijuana. Il giovane spacciatore è stato processato questa mattina con rito direttissimo. Un 53enne residente a Lavagna invece è stato denunciato dai carabinieri di Sestri Levante per guida in stato di ebbrezza. Il controllo con l'etilometro è risultato positivo con un tasso pari a 1,24 grammi per litro, mentre si trovava alla guida della propria vettura. La patente è stata ritirata. Operazione articolata dei Vigili del Fuoco di Genova che ha consentito il recupero degli oggetti e dei beni personali dell'equipaggio di uno yacht che nei giorni scorsi si era inclinato nell'area del porto di Genova. Durante le operazioni di svuotamento del bacino, l'imbarcazione di grosse dimensioni si è reclinata su un fianco nel bacino di carenaggio interno all'area delle riparazioni navali del porto. Era stato necessario l'intervento dei soccorritori per mettere in salvo i 6 occupanti che sono rimasti leggermente feriti. E c'è stato uno scontro tra 2 auto in via Previati, torniamo nel Tigullio, a Lavagna, pochi minuti prima di mezzogiorno, 4 in tutto le persone coinvolte nell'incidente, fortunatamente non grave. Per 2 di loro, 2 donne, c'è stato il trasferimento in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. I vigili del fuoco in azione questa mattina, sempre intorno a mezzogiorno, gli uomini del distaccamento di Chiavari sono intervenuti nella zona di Rialto per spegnere un incendio di sterpaglie. Si è trattato di un fuoco sfuggito di mano, le fiamme non hanno interessato case né tantomeno persone. Voltiamo pagina adesso. Il Papa che ha lanciato un evento mondiale nella giornata del 14 maggio del 2020 che avrà per tema ricostruire il patto educativo globale. Richiama anche il documento che ha sottoscritto con il Grand Imam di Al-Azhari il 4 febbraio scorso ad Abu Dhabi. Per il Santo Padre occorre una solidarietà universale, un nuovo umanesimo per affrontare le sfide di un mondo in continua trasformazione. Il Papa ne ha parlato in un videomessaggio, ne sentiamo un estratto. Per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti, dobbiamo puntare sull'educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro.
E dobbiamo modificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Veniamo in diocesi, una affollata assemblea è stata ospitata nel tardo pomeriggio di quest'oggi al liceo scientifico ad indirizzo sportivo Gianelli di Chiavari. Nell'occasione è stato presentato il nuovo anno scolastico con il cambio di gestione affidato alla società Gianelli Campus. La coordinatrice didattica Daniela Loero ha presentato la squadra dei docenti e l'organizzazione interna. In apertura il vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, ha portato il suo saluto. C'è entusiasmo per l'inizio delle lezioni lunedì prossimo. All'inaugurazione sarà presente il vescovo e le autorità locali. E anche quest'anno le parrocchie di Santa Margherita Ligure hanno voluto iniziare l'anno pastorale con la messa, celebrata in Piazza del Sole, la piazzetta che si affaccia sul mare proprio all'inizio della città. È stata l'occasione per distribuire un pieghevole che riporta tutte le principali iniziative dell'anno. Sentiamo. Un inizio di anno pastorale in riva al mare, una serata bellissima di fine estate per iniziare appunto le attività delle parrocchie. Perché avete deciso di ripetere questa scelta? Perché è stata un'intuizione dell'anno scorso, nata nei tavoli di lavoro che come parrocchia della città abbiamo vissuto in sintonia con la diocesi, e essendo venuta bene proprio con sorpresa anche l'anno scorso ci è sembrato bello riviverla e anche questa sera è una cosa molto bella. Un modo per fare comunità con l'inizio del catechismo, delle varie attività. Non è che con l'inizio dell'anno pastorale la vita delle parrocchie si stravolga, ma qual è il tema che avete scelto per quest'anno? Sì, quest'anno abbiamo pensato di appassionarci, come l'anno scorso era verso il bene comune, perché c'erano appunto anche qui tavoli di lavoro che ci hanno messi in moto su questo tema del bene comune. Quest'anno appassionati alla vita interiore, lo slogan scelto è a tu per tu, dove il secondo tu ha la maiuscola, e vorremmo appunto dare anima, spessore e profondità alle tante cose, alle tante attività che viviamo, che continuano, ma che appunto vogliamo sempre più vivere con profondità. Lo scorso anno ha avuto un particolare gradimento da parte delle persone l'esperienza semplice della lettura del Vangelo. Sarà ripetuta anche quest'anno? Certamente, abbiamo pensato di suddividere in 2 anni la lettura continua del Vangelo di Luca, che ci accompagna nel viaggio che Gesù compie verso Gerusalemme, ed è per questo che l'estate prossima come parrocchia anche noi andremo a Gerusalemme. Quindi dunque una vita che si declina in tantissimi appuntamenti, forse però quello che è sempre più bello è fare comunità in maniera semplice. Esatto, questa piazza permette di ritrovarci un po' tutti, grandi e piccoli, delle diverse parrocchie, e questo volantino pieghevole che diamo all'inizio dell'anno, dove sono un po' segnate così le occasioni, no, di ritrovarci, di servire, di pregare, di crescere insieme, sono come il panorama sulla vita, come di una grande famiglia, dove poi ciascuno magari ha i suoi compiti, le sue responsabilità, ma dove in fondo si condivide tutti lo stesso cammino. La comunità di Cicagna si appresta a vivere 3 giorni di grande festa in occasione della solennità di Nostra Signora dei Miracoli, che avrà quest'anno una caratteristica particolare perché coincide con il rientro dell'antica immagine di Maria appena restaurata. Domani alle 16 l'offerta dei fiori e l'affidamento dei bambini alla Vergine, alle 17:45 la messa celebrata da Monsignor Mario Rollando, che proporrà una riflessione sul tema accogliere Maria nella comunità. Domenica alle 10:30 la Santa Messa sarà presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco. Nel corso della celebrazione sarà incoronata l'immagine di Maria e del Bambino. Nel pomeriggio alle 15:30 la conferenza di Osvaldo Garbarino sul culto mariano e la sua iconografia. Alle 17:45 l'affidamento della parrocchia a Maria. Lunedì 16 poi alle 10:30 la messa presieduta dal Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini. In serata alle 20:30 il Vespro e la processione con la riflessione di Monsignor Marco Granara.
Sono molte le comunità della diocesi in festa in occasione della memoria liturgica dell'esaltazione della Santa Croce. Nella zona pastorale di San Salvatore domani alle 17:45 nella chiesa di San Salvatore il Vecchio la conferenza di Osvaldo Garbarino sulla reliquia della vera croce alla luce delle recenti ricerche sull'archeologia del Santo Sepolcro. Al 19 poi la Santa Messa nella Basilica dei Fieschi. Nella parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Borzo Nasca in occasione dei festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso domani alle 18:30 la messa celebrata dal Vescovo. Domenica alle 6 la messa dell'alba, alle 11:15 la messa solenne, nel pomeriggio alle 17 la messa, alle 20:30 il vespro e la processione presiede in questo caso Don Matteo Prettico. Nella parrocchia di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante solennità del Santo Cristo, domani alle 21 i Vespri, domenica alle 11 la messa presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Voltiamo pagina, un'altra estate da record per la spiaggia per tutti, l'iniziativa messa in piedi dal Comune di Chiavari, da Anfas e dal Villaggio del Ragazzo per permettere di vivere il mare anche alle persone con disabilità. Nei 3 mesi di apertura dell'area vicino al porto turistico sono stati 5.394 gli accessi totali, un incremento di circa il 20% rispetto allo scorso anno. Questa mattina c'è stata la festa per la chiusura della stagione. Bello perché cerchiamo di dare veramente tanto alle persone, è un servizio che funziona, una grande affluenza, le persone ne usufruiscono in una maniera ottima, sono contenti, il servizio fortunatamente ci viene detto che è buono, piace, funzionale, e, insomma dà la possibilità a chi non riesce di poter entrare in acqua, di potersi fare la nuotata, chi arriva magari da 20 anni che non riesce ad andare in acqua, finalmente ci ritorna e così via, insomma. Quest'anno avevate anche nuove attrezzature? Diciamo di sì, abbiamo integrato in quelle che avevamo già le 3 seggiole principali, le 3 tipologie per poter entrare in acqua, abbiamo aggiunto qualcosina, abbiamo sempre i lettini che sono rialzati per favorire alle persone disabili il passaggio da carrozzina a lettino. Oltre dalla Liguria sono arrivate anche molte persone da fuori regione. Sì, soprattutto dal nord Italia abbiamo anche un sacco di centri che vengono da Milano, da Torino, vengono a farci visita, stanno qui magari un giorno, a volte anche 2, usufruiscono dei servizi, insomma, piano piano si sta cominciando a conoscere anche a livello del fuori regione e cominciano ad arrivare clienti anche da più distante. Questo è uno dei progetti che secondo me va meglio, proprio perché è una cosa utilissima e certamente è lo spazio per disabili meglio attrezzato del Tigullio e ormai siamo al 4º anno, quindi abbiamo anche una certa esperienza. Quello che dico è confermato dal continuo aumento dell'utenza. Quest'anno abbiamo avuto un 20% in più di presenze rispetto all'anno scorso, dove avevamo già avuto un incremento dall'anno precedente, quindi questo significa che l'incremento è progressivo e continuo. Per l'anno prossimo abbiamo intenzione di fare ulteriori migliorie. A breve farò un incontro con tutte le realtà che hanno collaborato all'esistere di questa cosa e vedremo in che modo si può migliorare. Ieri sera la compagnia teatrale A Piedi Scalzi di Levi ha portato in scena lo spettacolo Frate Francesco nel cortile dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari. Per i presenti non solo l'occasione di assistere ad una rappresentazione teatrale molto curata, ma anche di ascoltare il messaggio francescano. Vediamo com'è andata. Un messaggio attuale, profondo e pieno di speranza, quello portato in scena dalla compagnia A Piedi Scalzi di Levi, che ha recitato lo spettacolo Frate Francesco nel cortile dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari. La serata è stata resa possibile anche dall'impegno e dalla disponibilità dell'associazione Amici di Simone Tanturli. Mi è piaciuto lo spirito di questa cosa qua, la storia di Francesco e come è stato presentato al pubblico e a noi, e quindi proprio la voglia di questa cosa bella che possa essere visibile anche a Chiavari, visibile ai miei amici e visibile a tante persone, e quindi abbiamo pensato a questo posto che è un posto gradevole, piacevole, con una scuola, un campo sportivo, un'area di festa, e quindi fare festa insieme a San Francesco, Santa Chiara e tutti quanti. Al di là di quello che è stato il momento dell'esibizione in sé, per la compagnia è stata un'esperienza di fraternità in cui cementificare l'amicizia reciproca attraverso i momenti di preparazione dello spettacolo.
non esiste un progetto se non c'è un'amicizia alle spalle, e per partire, e man mano che cresceva questo spettacolo, che cresceva in tutti noi il messaggio di Francesco, l'amicizia si è fortificata ancora di più. Il teatro da questo punto di vista qua è meraviglioso, perché poi alla fine lavori dei mesi per un obiettivo, e l'obiettivo tutti noi lo avevamo in testa forte e chiaro, che non era assolutamente fare bella figura, ma bensì portare lo spettacolo e il messaggio di Francesco a più persone possibili. Il ricavato della serata è stato devoluto a Teleradio Pace, emittente che, così come lo spettacolo Frate Francesco, cerca di portare alle persone il messaggio del Vangelo. La raccolta che avete fatto fa parte di quella provvidenza che abbiamo anche visto nello spettacolo, che è uno dei messaggi del Vangelo che Francesco ha incarnato. E poi anche, direi, perché il messaggio di Telepace è quello del Vangelo, della pace, che stasera avete messo in scena, mostrato, fatto vedere. Ancora solidarietà ai fondi raccolti dopo la tragedia del Ponte Morandi da APE Confedilizia Genova in tutta Italia, grazie al coinvolgimento di tutte le sezioni del paese, serviranno a finanziare un progetto di istruzione in Colombia. E questa è la scelta fatta in comune accordo tra Vincenzo Nasini, presidente di Confedilizia Genova e vicepresidente nazionale, e i familiari di Henry Diaz, lo studente genovese di origine colombiana scomparso il 14 di agosto del 2018. A supporto del progetto anche la Fondazione Italia por Colombia. Da lunedì prossimo gli uffici del servizio edilizia privata urbanistica del comune di Chiavari in via privata Piazza Nostra Signora dell'Orto 2 effettueranno il seguente orario: lunedì e venerdì su appuntamento dalle 8:30 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 17. E lo sport, riparte domani il campionato di Serie B. La terza giornata propone lo scontro tra Virtus Entella e Frosinone, che si disputerà sul sintetico del Comunale di Chiavari a partire dalle 15. Mister Boscaglia fa il punto sulla preparazione della gara e lancia anche un appello alla città. Sentiamo. Sarà una partita secondo me anche bella da vedere. E niente, vedremo quello che succederà. Noi da parte nostra abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi e vedremo poi quello che sarà il responso del campo. Le chiedo come sta la squadra, come è rientrato Sala della Nazionale e poi se la partita col Genoa, nella quale ha fatto giocare magari qualche giocatore che aveva avuto meno minutaggio, la mette un po' in crisi per qualche dubbio di formazione. Sala è ritornato naturalmente un po' stanco, ha giocato martedì, quindi mi ha fatto scaricare per 2 giorni quasi, però sta bene. La partita col Genova ha dato delle ottime indicazioni, in crisi no, perché comunque sono abituato a lavorare in questo modo, cercando di portarmi dei dubbi fino alla fine. Il problema è quando i dubbi non ce li hai, vuol dire che hai la squadra con i giocatori contati e con poche soluzioni, invece questo ti dà la possibilità di avere soluzioni e quindi che ben vengano questi dubbi, che ben venga la rosa comunque ampia. Siamo solo a settembre, mister, però anche un appello alla città nel godersi questo momento, perché la squadra ha cominciato bene, sta esprimendo un bel calcio, sono arrivati i risultati e quindi nel starvi vicino, godersi appieno questa partita e questo bel momento che state attraversando. Sì, che dura già da tanto, perché l'anno scorso comunque abbiamo fatto veramente una bella cavalcata. La città comunque ha risposto, anche se non in maniera straordinariamente massiccia, ma ha risposto, perché rispetto alle prime partite, anche l'anno scorso, nel finale di campionato ci ha sostenuto, ci ha aiutato e quindi è stata veramente una bella cosa. Adesso la squadra ha bisogno, oltretutto, quindi è vero che stiamo facendo bene, sta facendo bene, sono ragazzi che meritano veramente di essere sostenuti e ripeto, sono ragazzi che rappresentano anche la città e la tifoseria stessa, quindi la tifoseria e la gente di Chiavari deve essere orgogliosa, così come i ragazzi sono orgogliosi di rappresentare la città di Chiavari, quindi secondo me si deve creare questo connubio, no? Questa sinergia tra tifoseria e squadra che già esiste, ma che secondo me deve essere ancora più ampliata. Per la pallanuoto la ProRecco prosegue il suo tour in California, negli Stati Uniti, all'Università di Stanford, una delle più importanti al mondo, nella Silicon Valley. I campioni biancocelesti sono saliti in cattedra, un'ora di lezione durante la quale Jovovic e i compagni hanno mostrato i trucchi del mestiere ai giovani pallanuotisti californiani. Movimenti, tiri, passaggi, un appuntamento di prestigio seguito da una partita amichevole contro la squadra dell'Università, finita 17-11 per i campioni d'Italia. Uno sguardo adesso agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani.
Appuntamenti in agenda per sabato 14 settembre. Mercato agricolo della Val Graveglia nel borgo di Conscienti del comune di Ne. Le bancarelle saranno presenti dalle 8 alle 12. Alle 9:30 nell'Auditorium San Francesco di Chiavari le società sportive e gli istituti scolastici presenteranno il patto educativo sportivo. L'obiettivo è la diffusione di una cultura dell'incontro e di educazione civica nell'ambito sportivo. Al centro espositivo Il Cubo di Casalza Ligure sarà inaugurata una mostra dedicata al ciclista Alberto Massucco in occasione dei 40 anni della sua scomparsa. Sarà aperta dalle 10 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Esposizione di pittura e scultura Gli animali e il loro mondo all'Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure dalle 10 alle 18. Dalle 14:30 al Parco delle Fontanine di Rapallo si terrà l'evento Passeggiata della Salute, in cui sarà effettuata una simulazione di ricerca di persona con le unità cinofile della Protezione Civile di Albisola, una lezione sui corretti stili di vita degli animali da compagnia e molto altro. Il Parco di Villa Duchessa di Galliera Genova Voltri sarà protagonista delle Giornate Europee del Patrimonio. Dalle 15:30 presenti i figuranti del gruppo storico Amici di Villa Galliera e altri attori e artisti. Mangialonga sotto le stelle a Levi, il cui ricavato sarà devoluto all'acquisto di un defibrillatore. Ritrovo alle 19 presso la chiesa di San Bartolomeo. Prosegue il Festival Organistico del Nord-Ovest alla Basilica di Santo Stefano di Lavagna. Alle 20:30 al concerto di campane, alle 21:15 suonerà Bernardo Leonardi. La parrocchia di Nostra Signora del Ponte di Lavagna ospita il concerto di violino e organo di Marco Mascia e Fabrizio Callai, l'inizio alle 21. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, questa sera torna l'appuntamento con Noi Chiesa, vediamo in anticipo i titoli. Maria sia regina di ogni cuore e della nostra comunità diocesana, l'invito del Vescovo nel 250° anniversario dell'incoronazione dell'icona di Nostra Signora dell'Orto. Una nuova sede per la Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto, a Chiavari inaugurati i locali che si trovano accanto alla cattedrale. Concluse le celebrazioni giubilari a Levi per il centenario di Nostra Signora della Guardia, un cammino di crescita nella fede per la parrocchia di San Rufino che rinnova l'affidamento dei giovani a Maria. Le parrocchie di Santa Margherita Ligure radunate in riva al mare per iniziare l'anno pastorale con la celebrazione della messa nella suggestiva Piazza del Sole, distribuito un pieghevole con le principali iniziative. Benedetto il nuovo tabernacolo della chiesa di Nostra Signora della Speranza a Francolano. Il vescovo Tanasini ha auspicato che possa incentivare il desiderio di stare vicino all'Eucarestia. I campioni del cuore, squadra di calcio di politici e sacerdoti, hanno incontrato il Papa, un momento informale e cordiale in occasione della partita di solidarietà contro la rappresentativa dei dipendenti vaticani. Ed è tutto per questa edizione di TG oggi, l'appuntamento con l'informazione domani mattina alle 9 per la rassegna stampa in onda sul canale 187 Telepace News e poi prima edizione di TG oggi alle 12:45. Le altre notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.